C'è il suo caschetto giallo sul banco vuoto, attorno un dolore silenzioso e stupito. Così i compagni di classe della seconda A della scuola edile di Treviso hanno voluto ricordare il compagno Giorgio Conte, il quindicenne giovane promessa della rugby di San Donà di Piave, morto dopo giorni di agonia. Giorgio aveva accusato un malore giovedì scorso, un mal di testa lancinante. L'attacco a San Donà aveva però dato esito negativo e per questo era stato mandato a casa. Il giorno dopo il ragazzo è svenuto, immediato il trasporto d'urgenza a Padova, dove la situazione è precipitata. Tutti, raccontano a scuola, hanno tifato per lui. Certo che poi ci si aspettava sempre fino all'ultimo che la situazione migliorasse, in realtà purtroppo siamo arrivati a questo epilogo drammatico. Sono arrivato a scuola che c'era proprio un'aria triste e poi l'ho saputo dai miei compagni e anche io come lei non ci credevo. E era proprio un bravo ragazzo comunque a parere mio. Era tanto rispettoso, non faceva mai casino. Era sempre tranquillo, era anche simpatico ed era bravo, si impegnava. Sconvolti i genitori Eleonora e Roberto, il fratello Alessandro, che hanno dovuto fare i conti in queste ore con il delirio Novax sui social, la madre stessa ha chiesto rispetto. Giorgio era uno sportivo, sottoposto regolarmente a visite e analisi, sarà l'autopsia a fare chiarezza, ma sui social c'è anche il cordoglio, come quello della rugby di San Donà, dove Giorgio era una giovane promessa. Il banco intanto a scuola resterà vuoto, così hanno deciso i compagni. Affronteremo anche questa questione naturalmente, adesso è il momento del dolore e di assorbire un po' questa, e dopo naturalmente toccheremo anche l'aspetto del fatto che è venuto meno un compagno che aveva sempre saputo in maniera molto tranquilla relazionarsi con tutti. Che cosa ti rimane di Giorgio? Ogni volta che cambiavo le treccine mi chiedeva sempre perché le cambi così, quindi mi dispiace, perché la prossima non me lo potrà più dire.